A 10 giorni dalla vittoria il primo cittadino di Castelfranco, Stefano Marcone, che si occuperà del personale e polizie locali, ha presentato la nuova squadra, 7 assessori e 3 new entry. Abbiamo 3 nuovi inserimenti e quindi abbiamo dato uno slancio di ricambio, uno slancio di gioventù, forze nuove che si sposano, si accompagnano all'esperienza e alla storicità degli assessori che continuano. Giovedì 22, primo consiglio comunale convalida degli eletti ed intanto si pensa già alle opere che erano già in cantiere. Sulle opere pubbliche è uno degli investimenti ai quali punteremo di più, anche perché Castelfranco ha bisogno di avere infrastrutture all'altezza della città e quindi gli impianti sportivi la progettazione sta seguendo, così come le rotatorie sull'SR53 saranno i temi sui quali maggiormente ci impegneremo in questa prima fase di consigliatura. È una donna il nuovo vice sindaco, si tratta di Marica Galante che si occuperà anche delle attività produttive e commercio. Partiremo subito con dei tavoli di confronto, visto il momento particolare che tutto il mondo economico sta vivendo, e quindi partiremo con un lavoro fatto a più mani per cercare di trovare una leggerezza in questa situazione economica non facile. Con lei in giunta ci sono altre 2 donne, Roberta Garbuio, impegnata nella cultura, biblioteca, teatro, museo, e Stefania Guidolin, assessore al bilancio, tributi, patrimonio, appalti e contratti e provveditorato. Ed ancora, gli altri membri della squadra sono Gianfranco Giovine, turismo, rapporti con l'università, ricerca e innovazione, Roberto Marconato, che gestirà l'assessorato ai servizi sociali, asilo nido, sanità, politiche giovanili, Franco Pivotti, urbanistica e edilizia privata, scuola, sport e associazioni, e Roberto Filippetto, ambiente e manutenzioni, lavori pubblici, aziende e società partecipate. Il sindaco ha poi annunciato che il 21 incontrerà i primari dell'ospedale San Giacomo assieme ai direttori dello IOB e dell'ULSS per fare il punto della situazione in questo difficile momento.